ieri ti avevo provocato, poi dopo fuori onda ne abbiamo parlato, di parlare di Berlusconi. Allora, sopravviverà Forza Italia a Berlusconi? Non solo in senso fisico, augurando a Berlusconi di campare altri 2000 anni. Però Berlusconi compie 83 anni il 29 di settembre. E io l'ho notato stanco. Per me 83 anni, non è che la vita di Berlusconi è stata una vita, tranquilla, mi permetto di dire, come la nostra, cioè non è che è uno che ha fatto il mondo. E la creatura di Silvio Berlusconi supererà Silvio Berlusconi, cioè Forza Italia, ma io credo che lui non voglia mollare le redini del suo partito, però il partito si sta sempre più consumando, quindi sarebbe necessaria una rivoluzione, però essendo un partito dominato di fatto ad persona, dominato dalla sua grande personalità, bisogna vedere cosa decide, lo scioglie con un altro, fa un'alleanza organica con Renzi, non la fa, decide di stare nel centro-destra, però una cosa, la sua lungimiranza politica è comunque la dimostrazione di una saldezza di principi. Berlusconi ha sempre detto: io non sono di destra, io non sono di sinistra, quindi dimostrando di voler stare nella grande area che è quella del centro. Ha iscritto il partito Forza Italia al Partito Popolare, l'ha iscritto anche al Partito Popolare Europeo, dice: io non sono, e ha ragione, sovranista, non sono di sinistra, non sono con la Lega. In questi due non però ci sono anche delle affermazioni. Spazio politico ce n'è, forse bisogna rinnovare la vettura. Ma allora, facendo un paragone popolare, se uno ha una figlia, il genero che la figlia gli presenta non è mai adeguato a sua figlia, nel senso che Berlusconi è una sua creatura, Forza Italia, e non è mai riuscito a trovare il famoso Delfino, nonostante abbia provato Alfano, Totti, però ha sempre cercato figure che rimanessero un passo indietro lui. Non c'è dubbio. Come dicevamo l'altro giorno, proprio qui, il nuovo governo Conte bis e l'azione fatta da Renzi saranno i due effetto domino che creeranno le condizioni per una novità, perché tutti, sia il centro-sinistra che il centro-destra, conosceranno, chissà cosa succederà, perché guardate che non pensiamo che questo governo vada a casa presto, questi sta qui 2 anni e mezzo, quindi provate a pensare cosa si metterà in moto. C'è una straordinaria stagione da vivere, nella quale essere protagonisti. Vi faccio una provocazione per la puntata di domani. Dimmi. Se il governo, come dici tu, e lo penso anch'io, durerà fino a fine legislatura o poco meno, sì, di chi era colpa? Punto di domanda, ne parliamo domani. Va bene.